10 anni fa nasceva ATS, qual è la vostra mission, amministratore? Allora, la mission di Alto Trevigiano Servizi è quella di portare il servizio idrico integrato in 52 comuni, 49 nella provincia di Treviso, 2 in quella di Belluno, 1 in quella di Vicenza. Molti cantieri aperti anche, oltre all'erogazione del servizio dell'acqua. Assolutamente sì, andiamo da cantieri di opere strategiche sovracomunali, quali possono essere depuratori, a cantieri più diciamo contenuti, quali la riparazione di una singola perdita, svolti in centri storici, piuttosto che lungo i 5.000 km di rete che servono l'intero territorio gestito. Prossimamente quali sono i cantieri che state per affrontare? Allora, come ogni anno cerchiamo di equidistribuire equamente i cantieri in tutto il territorio gestito. Prossimamente partirà un cantiere molto grosso nel capoluogo, che è la realizzazione della nuova tratta fognaria guidattistica lungo la Nualese, dall'aeroporto al quartiere di San Giuseppe. Partirà nella Pedemontana la posa di una nuova condotta fognaria lungo i comuni della Val Cavasia. È in via di ultimazione la realizzazione del nuovo depuratore di Crocetta del Montello, che servirà anche lì una serie di comuni con Termini. E non ultimo stiamo per aggiudicare la progettazione definitiva dell'ampliamento dell'impianto di Salvatronda a Castelfranco, in cui verrà realizzata una piattaforma per essiccare i fanghi di tutto il territorio di ATS. L'acqua è chiamata l'oro blu, quindi tra le vostre vocazioni sicuramente la tutela ambientale. Che cosa si può fare di più? Allora, spesso dico sempre non ci rendiamo conto dell'ottima qualità dell'acqua erogata dai rubinetti degli utenti di Alto Trevigiano Servizi. Un'acqua che viene controllata attraverso analisi quotidiane, un'acqua che ancora oggi nel capoluogo arriva senza clorazione, quindi pura come esce dalle falde acquifere. Un'acqua che noi cerchiamo di proteggere, soprattutto cerchiamo di sensibilizzare gli utenti attraverso quello che è il risparmio idrico. Anche quest'anno abbiamo introdotto insieme a Contarina e altri gestori, quali Piave Servizi e Tre Veritas, la distribuzione di 67.000 borracce a tutti i bambini e agli studenti delle scuole medie e elementari. Dietro a tutto questo c'è anche la ricerca e una forte collaborazione con gli atenei della zona. Assolutamente sì, una collaborazione che si è concretizzata nella vittoria di un Horizon 2020 che ha visto ATS protagonista insieme a altre utility europee e mondiali nel recupero del fosforo dai fanghi di depurazione, quindi dal fosforo recuperarlo e rimpiegarlo creando le bioplastiche della cellulosa. È stato realizzato un impianto in scala reale a Carbonera e queste tecnologie verranno implementate nel nuovo impianto di Salvatronda. Siamo inoltre presenti anche a Treviso con una serie di ricerche con gli Atenei di Venezia e il Politecnico delle Marche e adesso siamo in procinto di ultimare la progettazione per una nuova palazzina per la ricerca presso il depuratore di Treviso. In particolar modo in questo momento state anche affrontando diversi studi relativi al miglioramento del servizio nei confronti dell'utenza. Sì, non dimentichiamoci che essendo un servizio essenziale, sportelli sono sempre rimasti accessibili al pubblico, agli utenti, sportelli che vengono sanificati regolarmente, sono stati dotati quasi tutti di quella che è la ventilazione meccanica e già prima dell'esplosione della pandemia Covid-19 questa azienda si era orientata sull'IT e per fare in modo che l'azienda andasse a casa dell'utente attraverso lo sportello online, la creazione di uno sportello online, di un'app, così da poter ridurre al minimo quelli che erano gli spostamenti e facilitare quello che era l'interazione utente-azienda. Già oggi un utente può pagare comodamente la bolletta da casa, può fare un contratto, una voltura accedendo allo sportello online o comodamente dalla app dal proprio smartphone.